Con Lorenzo Trevisani, capitano del Fitness Club 50, al termine della sconfitta per 5-1 contro la Pisana Calciotto. Lorenzo, un bel primo tempo gagliardo, giocava da parte vostra, salvati anche da Pacioni, poi siete andati in vantaggio. Nella ripresa non avete più tenuto dietro come eravate riusciti a fare, da miglior difesa della Serie A2 nella prima frazione. Sicuramente il primo tempo siamo andati più concentrati, siamo riusciti ad andare in vantaggio. Difficilmente noi prendiamo gol. Oggi, secondo tempo, siamo rientrati dopo penso 30 secondi, abbiamo preso il gol dell'1-1. Ci siamo un po' demoralizzati perché comunque sia i primi due gol abbiamo presi per colpa nostra, errori difensivi nostri. E quindi non siamo riusciti a reagire, un po' non so, forse la stanchezza, comunque sia loro c'è da dirlo, grossa squadra, lo sapevamo tutti, gran parte li conoscevo e è andata male, speravamo in un esito migliore però. Ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo corso uno per l'altro, sono stati i più bravi. Lo spirito infatti c'è tutto, uno spirito che vi aiuterà pure nella prossima stagione dove ritroverete la Pisana Calciotto, anche queste due squadre che stanno per entrare in campo. I primi pensieri così a caldo, comunque questa è la vostra ultima partita in A2, l'anno prossimo si fa ancora più sul serio. L'anno prossimo bisogna metterci con i piedi per terra, quest'anno un girone così abbiamo detto forse siamo davvero tanto forti, poi abbiamo visto che l'umiltà deve essere la prima cosa, senza umiltà non si va da nessuna parte. Adesso c'è questa finale di Serie A, due squadrette diciamo, e sarà bello anche da fuori vederle.